ballerina pure. Dio sta indiano. Oggi non cambia. Va. Mio padre, a un certo punto gli era morta una cavalla femmina sulla giara e aveva un un cavallino nero. Quando la mamma è morta, l'ha portato a casa. Beh, questo cavallino si è talmente affezionato a tutti in casa e ricordo che le dava un pezzettino di pane e lo mangiava. È rimasta un anno e mezzo, poi mio padre l'ha riportata su. Dopo è diventato uno dei più selvatici. Come vedeva il nostro cavallo da sella, che era bianco, scappava. Per dire, prima era un angelo, invece è diventato di nuovo un demonio. Io ho avuto poco modo di essere a contatto con i cavalli, se non qualche volta che andavo col trattore quando c'era siccità a portare acqua agli abbeveratoi. Avevamo una cisterna, una bonza grossa, diciamo, e io mi recavo lì a portare l'acqua a questi animali che ne avevano bisogno. Loro non c'era l'acquedotto che c'è adesso, perché negli anni 90 c'era una siccità pazzesca e questi animali avevano bisogno di accudirli con l'acqua, se no sarebbero morti tutti. A un certo punto questi cavallini, tramite tanti giornalisti che erano venuti a vedere come li radunavano sulla giara, io mi ricordo che era venuto anche un giornalista tedesco. E allora da quello era preso, tanta gente venivano a trovare questi cavallini che erano innamorati di questi, pensavano che questi cavallini in questa giara erano cavalli così che ognuno poteva andare e li prendeva. Però non era così, perché i cavalli avevano i padroni. E veniva sempre una gente, e hanno trovato gente, si vedeva dai sacotti, sul muro, tutto spiccioccato di ida, salotto, saida e tutto usato, tutta gente da fuori, si veniva una gente. Ma un anno, tutta cosa che avevo fatto venire su, finché a gente con quadri dei nord di questa zona tutto, e fuori, cosa aiutare. E Sara, però, fu equivocata, guardo, perché detto questo più bello, chi non fu abituato ad andare in giara. Quindi poi questo sono venuti meglio per facile nel ruolo. Infatti, il capo se ne è venuto rotto, tutto si chiamava benissimo a aiutare, si a mano. Ogni anno facevano una raccolta dei cavallini, perché non li lasciavano sulla giara, perché si asciugavano i paulis, si asciugavano, li portavano giù sia per l'abbeverazione e poi per mangiare, mandavano nelle stoppie dei grani e le portavano giù ogni anno. E quindi si faceva una battuta e ci andavamo tutti, i ragazzi, eravamo invogliati a correre dietro i cavalli sulla giara, così. Poi c'erano anche i padroni con i cavalli che li rincorrevano. Ma i primi anni ne avevano portato quasi 700-800 cavallini. Da ragazzini, quando scendevano con i cavalli e li portavano giù dalla giara e passavano in gruppo, magari 100 cavalli, era uno spettacolo sentire questo rumore di zuccoli all'interno delle strade di Genoni che li trasferivano da una parte all'altra. I proprietari vari di Genoni e anche quelli di Tuili, soprattutto i fratelli Vinci,
si riunivano nel ciglione della Giara, cosiddetto Margini, la zona, e lì poi decidevano la sera quale battuta avrebbero dovuto fare il giorno dopo. Quando partiva la battuta c'era uno che li scovava questi cavallini e poi cercavano di incamminarli per introdurli in un recinto. Lì poi avveniva la separazione. Quelli di Genoni li portavano in paese e a sua volta poi li dividevano tra i proprietari di Genoni e quelli di Tuili a Tuili. A fine luglio sempre che sai questi squadri, dopo il 20 luglio, dopo il 20, fino al 1 settembre, 1 settembre marchiamo, ma arrivavo il 1 settembre fu da marcare. E tutti questi stati fanno sempre una gara, una volta andiamo a giocare a due, una volta a giocare a noi, allora c'è durante un modo che corriamo noi a giocare in mezzo e a giocare a Monte. Se voi toccate la partita in 3 notti, che le squadre sono andate a pasci a saiare a Monte e a saiare a Torre in mezzo, che fu d'India, che cui per guardi sono imbuccate, no? E si sta esattamente. E quindi noi in 3 notti andiamo su e si ponevano a tentare il luogo, fa fino a 15 persone sul muro posto. Ma ricordo sempre Friuso, in Giara Friuso, assistati pure su notti. E sa che dopo le sciere, abbiamo chi guarda sul dia da intro, e sa, tocchiamo. Squadra da mouse, non si è casato, ma questo muro ci buccanta dentro squadra da mouse. 7-8, ad esempio, questa gente in pezzo. Non state che non fanno ancora tutto funzionante, con il suo pezzo, se no si vogliono tappare. Attaccante, o che tanta coca a Francischia, che 2 volte Francischia pure, o che no, a noi, a Caramongia, a delle giocate in menagine. E a volte si andiamo su Francischia e a volte si menagine. Ma sul plus di tanto Francischia, veniva plus avevano di giocare a cosa. Questo fu un treno sprucchi a correre fuori, a Inguni, a Cannas e a Garduia. Treniamo 3 punti che a correre sai, che guarda che ci mandiamo a Tuiri, dopo si stati, dopo entro sul mese di agosto, ma ricordo sono andate a installare squadre che fanno anni. Si installanta, a quarto sai, c'erano esu, partendo da Tuiri, dopo installavo squadre, e da Tuiri a Varantania e da Geroni a Geroni. A Pei, installando a squadra, partita, a Sassa Ferrovia, Valumina, a Gesto, Nurago e a Geroni. Sempre a Pei. Ma io in qualità di veterinario ho svolto soprattutto la mia attività in paese. Sulla Giara ho partecipato in qualità di amico, di parente che dava una mano per la raccolta, diciamo, del convogliamento dei cavallini a portarli giù dalla Giara verso il paese. Naturalmente partecipavo a piedi con un gruppo di persone che magari cercavano di convogliare tutti questi cavallini che erano spinti poi da cavalieri esperti tipo Cello Zucca, Mimio Zucca, Pietro Sedda, eccetera, e anche altri allevatori di Tuili, perché si faceva in collaborazione questa operazione di convogliamento di cavalli e marchiatura. Si faceva una marchiatura a Genoni e una marchiatura a Tuili. Bisognava essere anche un po' specializzati, dico la verità, a fare queste cose, quindi non è che uno si improvvisasse, dirà adesso vado e li porto giù, no, le battute le facevano chi le sapeva fare, chi era già esperto in questo campo, non andavano così all'improvviso, anche perché non è che era pericoloso andarsi a mettere in questi gruppi e poi cercare di diciamo civilizzarli portandoli giù per la marchiatura, non lo potevi fare e quindi c'era bisogno di più persone, c'era bisogno di più mani, anche attenzioni se vogliamo, perché l'attenzione, l'occhio diciamo del padrone che sa come gestire era tutto, diciamo, il punto più importante delle loro operazioni.
Poi naturalmente bisognava partire la mattina presto per cercare di raccogliere più numero possibile di questi cavalli. Molti scappavano, non è che, anche se ci mettevi tutta la buona volontà, loro erano molto veloci, non erano... Comunque si riusciva sempre a portarne giù un numero sufficiente di cavalli per questa storia della marchiatura. Era difficile. Ricordo un fatto significativo. Un proprietario di Genoni, quando avevano istituito il raduno, cioè programmato il raduno, c'era anche il figlio che lavorava. Il figlio un giorno, praticamente da solo, ne ha portato una 60 al recinto, non faccio i nomi, una 60. E tutti gli hanno fatto i complimenti, era un fatto eccezionale. E il padre ha detto, ha fatto il suo dovere, si alza, va, apre il recinto e li ha fatti scappare di nuovo. Queste sono... Esti mangiare, s'andata a cercare di casare questi squadretti, che qualcuno, tutti che potevano usare a quadro, li potevano tutti. Questi è chi sei stato de bruso, e chi è stato parlato, come ti succede a babbo, che io tento un incidente in mano, varravo in San Comma. Da bambino ricordo che li portavano giù dalla giara, ma una mandria numerosa, e passavano dentro il paese, mi passavano davanti a casa e restavo affascinato. Poi durante le marchiature la fierezza di questi cavalli, sempre con la testa alta. La marchiatura si cominciava ognuno invece dopo che mettiamo lo squadro di Iara, ognuno sta là a squadro su babbo, non si può dire, su nostro, Tuzio Pietra, su Zuzio Elisa, su Zuzio Vicente, su. E San Marchiatura, in 2 anni abbiamo marcato tutti i squadri, sul 1° di settembre cominciamo, o di chiunque, Zio Pietra tenia zia Turbo, questi squadri, il Sogato, grande Sogatorio su, però a Sogante su tutto zia Turbo, babbo e a noi antiseriu, frate mio sa so che io, squadro nostro tutto nostro, la santa come te in mono a Sogata tutto, fu da Sogai, su America c'era Carifanta, Susu, questo fu de Gurdu, e quindi ognuno deve marcare squadro Susu. Perché che mucca che squadro ti inventa, e si furrianta, si croccanta, e invece su America, dopo a un certo punto a Sogata, non che se da Sogava sul montone, quando va Santa, a tiro giusto, in modo che non si scesti furriauso, così è fuori. E ognuno si cassava a squadro, ognuno andava, sa, su scanoscete, il 2 cancuno, sempre che lo scanoscete, mi guarda su mio, e si marcava tutto squadro, e si vede dopo grande festa, sa dire, in festa, tutto su traballo, tutti si stati, si giocava in Sardegna. Vabbè, durante la marchiatura io partecipavo lì come membro della commissione, perché a livello comunale c'era questa commissione formata dal veterinario, dall'impiegato dell'abigeato e poi anche da un consigliere o da un assessore comunale. Questo, vabbè, normalmente, però poi quando hanno cominciato ad interessarsi al cavallo della giara, sia l'Istituto di Incremento Ippico di Azieri, allora che era diretto dal dottor Grattani, allora è stata interessata anche l'Università di Sassari nella figura di professor Manunta, che era professore di zootecnica. E ogni anno si facevano questi raduni, quando si facevano i raduni si procedeva all'operazione di marchiatura e si procedeva anche alla selezione, a una selezione di ritorno cosiddetto però, perché sulla giara erano stati introdotti negli anni
precedenti, non so quanti anni, da quanti anni lo facevano, animali di mole superiore, e quindi volevano fare questi incroci per avere animali anche più grandi, che pesassero di più anche all'atto della vendita, per produrre più carne, anche per la trebbiatura, che lo usavano spessissimo per questo motivo. Però è stata praticamente, la razza è stata un po' bastardita, perché la razza della giara, abbiamo detto che, vabbè, è formata l'animale ha un'altezza algarrese che si aggira sull'1,20. C'era il cavallino della giara tipico, che doveva avere determinate caratteristiche, non doveva superare una certa altezza, doveva avere il mantello unito, cioè unito vuol dire un unico colore, che possibilmente era il baio scuro, soprattutto il baio scuro, oppure nero. Perché un'altra caratteristica per l'identificazione dell'animale era quello di indicare se aveva anche segni particolari. Questi segni particolari voleva dire una stella in fronte, una striscia bianca. Quando si faceva la marchiatura si procedeva a selezionare quello che rispondeva ai caratteri tipici del cavallo della giara, e si mettevano 2 marchi. Allora, un marchio G per quello che veniva riconosciuto idoneo come cavallo della giara, e il marchio R come riformato. Quello doveva essere, praticamente gli allevatori lo dovevano allontanare dalla giara. Il compito era stabilire il colore del mantello assieme all'Istituto di Incremento Ippico. L'Istituto di Incremento Ippico, con la figura del dottor Grattani o dottor Scarpa, e io come veterinario comunale, ognuno doveva dire la sua in merito al colore del mantello, al sesso e anche all'età dell'animale. Questi cavalli erano messi in questi recinti alti, eccetera, tutti insieme, e poi c'erano questi ragazzi assogadori che li prendevano, ragazzi anche molto bravi, li prendevano e poi li buttavano a terra. Purtroppo dovevano subire la marchiatura col marchio a fuoco. Si mettevano 2 marchi, un marchio comunale nella zona della spalla e un marchio padronale nella zona della coscia, e poi si lasciava libero. L'animale che poi veniva ritenuto idoneo, a quell'animale si aggiungeva anche il marchio G. Io ero il vigile urbano, però ero addetto più ai lavori interni del comune, che quando sono entrato era nel periodo 73, esisteva ancora l'abbigiato. Quindi l'abbigiato consisteva nel registrare tutti gli animali che i proprietari avevano, ed esistevano questi bollettini. Allora, per i bollettini ogni cavallo ne aveva uno, e lì si descriveva com'era questo cavallo. Se aveva la candela in faccia, la striscia bianca, la chiamavano candela, il colore del manto, baio, sauro e così via. E poi tutti i garresi se avevano le gambe bianche, insomma, si descriveva com'era l'animale, una carta d'identità praticamente, in questi bollettini, e ognuno aveva il suo. Quindi ogni anno registravano i cavallini e poi si faceva la marchiatura, perché erano di proprietà i cavallini della giara. Tu lo sai benissimo, c'erano 4 o 5 proprietari che avevano questi, chissà come sono arrivati a avere questi cavallini, non lo sappiamo, non si sa. Già, perché appena nascevano facevano la denuncia di questi cavallini, dicevano: io ho 10 maschi e 10 femmine, io facevo 10 bollettini, tanti maschi e tante femmine. Quando si arrivava alla marchiatura
questo cavallino si metteva le iniziali del padrone e l'UG. Sì, l'unica funzionaria donna ero io che mi dovevo sistemare in un muretto a fianco dove insomma i titolari avevano magari i bollettini, dove noi dovevamo registrare quanti capi erano, quanto tutte le generalità del capo, insomma tutte queste diciamo indicazioni, e dopodiché era da mettersi su un muretto, registrare tutto quanto e poi redigere il verbale di marchiatura che andava, diciamo, elencato tutto il bestiame che era passato in mano diciamo, in questo controllo e in questa marchiatura. I bollettari erano composti da madre e figlia e le annotazioni dovevano essere fatte su tutte e due. Addirittura se si vendeva un capo in un comune limitrofo, oltre bisognava fare la comunicazione al comune di destinazione. E il bollettino seguiva l'animale, diciamo. Una volta che l'animale moriva per cause naturali, oppure veniva macellato, oppure veniva trasferito in continente dove non esisteva il servizio abbreviato, come la bolletta veniva restituita al comune che l'aveva emessa. La marchiatura poi, insomma, generalmente veniva abbinata a un pranzo, a una festa. Era tra i padroni solo questa marchiatura, la festa della marchiatura. Invece poi era diventata una grande festa per tutti i dintorni, venivano anche da fuori, perché era uno spettacolo, era una cosa crudele per i cavallini, diremmo, però era una cosa spettacolare per le persone che erano tutti nel chiuso che c'aveva mio fratello, l'Istrinto Manno, che adesso è mio, tutti in quel muro, tutti seduti lì a godersi questo spettacolo della marchiatura. Cioè, l'hanno fatto anche a casa di mio padre, perché mio fratello, il grande, era il presidente della cooperativa, Celedonio Zucca. E quindi venivano a casa nostra. Io preparavo il da mangiare e venivano tutti lì. Ho ricordi di mio padre perché aveva sempre lavorato con i cavalli, li ho sempre conosciuti da mio padre. Il cavallo a casa che ci prendeva sul cavallo, lui, e poi che andava sulla giara, sempre. Poi quello che mi piaceva è che quando è venuta la primavera pensavano già di andare a fare la raccolta di tutti i cavallini loro e li dovevano portare giù. Alla fine di maggio li portavano tutti giù dalla giara in paese, cercavano pascolo e li tenevano giù perché li dovevano ferrare. Mettevano i ferri a tutti i cavallini perché dovevano trebbiare poi il grano, le fave, i ceci, e quindi andavano per i paesi. E l'Aia era lì dove c'è il comune nuovo che avevano fatto Strintomano, lì c'era l'Aia e si trebbiava lì, capito? E quindi andavamo a vedere lo spettacolo, questa funi messa al collo dei cavalli, anche 15, 20, 30 cavalli tutti, e c'era il palo in mezzo e loro giravano intorno per fare la trebbiatura. Il procedimento consisteva, mettevano una fune che partiva da un palo di una lunghezza di un 150 metri, a questa fune legavano i cavalli al collo e poi correvano questi e trebbiavano il grano. Cioè li mettevano questa fune anche legati alla fune principale per non mangiare il grano, insomma. Se era un po' umido non era buono trebbiare quando c'era l'umidità, lasciavano arrivare alle 10 di mattina, 9 e mezza, e allora attaccavano fino a sera tardi, finché non era buio non smettevano. Mi ricordo che bisognava, ogni proprietario aveva il suo, sembrava una casa costruita col tetto, tutto il grano messo bene da chi era il custode lì su quell'aia, e poi si doveva buttare giù pezzo per pezzo queste covoni di grano
slegarli per poterli buttare dentro la trebbiatrice. Era un lavoro faticoso enorme, si mettevano i sacchi, poi per quelli che erano, quando erano pieni, si legavano, si spostavano. Una volta finita tutta questa trebbiatura, li lasciavano una settimana per riposarsi i cavalli dalla trebbiatura e li riportavano su sulla giara. Però ci andavano in continuazione perché i cavalli dovevano essere sempre, cioè come uno ha un pastore, così erano i cavalli sulla giara a quei tempi. Ogni padrone li doveva coltivare nel senso che doveva controllarli sempre, perché a quei tempi i cavallini c'erano state anche delle pesti per i cavalli. Io ricordo che mio padre raccontava sempre che un anno della fiorra di Nantais, di un'aranta saviorra, morivano i cavalli perché era un'annata molto brutta, c'era poco da sostenerli. Mio padre degli scheletri, sai cosa conservava? Le costole. Sai per che cosa servivano? Quando uno si inclinava delle costole, venivano a casa, io me li ricordo ancora. Con le costole del cavallo le sollevavano, se non erano rotte, se erano solo inclinate. Invece gli altri scheletri dei cavalli, sa chi li prendeva? Li prendevano a dita di Cagliari che ne facevano dei piatti. Però dopo, con l'avvento delle mietitrebbie e dei macchinari, i cavalli non servivano più. E poi era cessata anche l'acquisto da parte prevalentemente di siciliani e napoletani, che li domavano e poi li utilizzavano con calessi nelle città. Quando partì i militari a Napoli, destinazione Avellino, però dopo l'arrivo della nave a Napoli, in attesa di un altro mezzo, avevo a un certo punto visto un cavallino con il calesse. Mi è arrivato vicino e c'era visibile proprio bene FS, Francesco Secci, il marchio. Però voi a Salvini è andata, come detto, finita questa moda lavoro e quindi questa squadra non si è più anni fa. Poi ti avanti a vetto agosto, in pratica se devi pagare o affitto quando vuoi scendere a mangiare, o affitto quando vuoi scendere a me i sterzi se non è giusto, toccate di recuperare anche qualcosa per voi. E oltretutto devo pensare sul fatto di mantenere se guardo da un mano voi per poi casare in mangiare e tutto. E in Sarasa si può pensare che questo quadro è andato a finire di non c'è Bruso a Salvini. Sarà questo intervento sull'istituto di incremento ippico e a questo quadro che veniva a Saggi, poi che in Sarà si vanta puroso, quindi rispettando le caratteristiche della Saiana, G, o che andai già, e G o avete che sovvenzione con il sostegno. Quindi, over gli anni si sta andando in nata su questa teoria, fino a quando voi, questo lavoro, non avete un resoconto abbastanza favorevole per gli allevatori e fanno tutto decidendo di lasciare perdere. E Sara si interviene sull'istituto di incremento ippico e ne comprava un baghetto e lo apposto in nuovate di Iara, già rampera di Neraus. Ad iniziare un gumi, o avete recintale che fu destinato a vetti alle squadre di Giara e poi interviene la comunità montana di Duive e ne comprava un altro baghetto. Quindi in pratica tutta a pagare queste squadre sono andate piegate e tentano a livello regionale. E lì praticamente ci sono solo quelli con la famosa G, Giarino, e hanno messo questi cavalli lì e hanno dato lavoro a ex proprietari della Giara dei cavalli che li controllano. Insomma. Proprietario era mio padre dei cavallini. Lui a un certo punto mi mandò una lettera a Sassari precisandomi che aveva venduto tutti i cavallini
erano 130. E io, insomma, almeno lasciarne qualcuno. E a me piacevano molto e infatti quando posso camminare, oggi vado proprio a vedermi di altra gente, di proprietà diverse, così per la passione.